Potere a Sammy Varin, buongiorno, benvenuti. Appuntamento con informazione su Radio Libertà, informazione di ogni tipo, certamente. Informazione con i vostri commenti al congresso della Lega dello scorso weekend. Sono arrivati centinaia e centinaia di WhatsAppate al 340 6709 659 in questi giorni e pian piano li stiamo leggendo. Naturalmente anche le telefonate sono sempre ben accette allo 029194 7222. Prima di tutto però un'occhiata alle borse perché è un'altra giornata nera per colpa dei dazi. Per Hong Kong la peggiore chiusura dal 1997. Le piazze europee, Milano meno 7%, le banche fino a meno 12%. Così il quotidiano Repubblica, vediamo anche il Corriere, dazi crollano le borse, Milano pesante, Hong Kong mai così male dal 97, le big tech in pricing su Trump. Pechino chiede di aprire un tavolo di trattativa con Washington dopo la bocciatura dei mercati. I listini asiatici subiscono il tracollo delle borse in Europa. Ma noi torniamo a parlare del congresso della Lega. Lo avete sentito ogni mattina intorno alle 10 del mattino. Ripercorreremo il weekend leghista del congresso andando a riascoltare tutti, ma proprio tutti gli interventi passo passo. Ce lo risentiamo tutto quanto nei prossimi giorni. Parallelamente a questo, naturalmente, quello che scrivono sul congresso. E devo dire, quest'oggi ne è piena la stampa di non ancora commenti, ma comunque di cronistoria su quanto accaduto nel congresso leghista. A pagina 3 del quotidiano Libero, già ci si sposta quasi verso i commenti, si scrive oggi la Lega si ricompatta dopo le tensioni, tutti al fianco di Matteo. La domenica congressuale nella storia della Lega è sempre stata la giornata dei militanti, quelli che per sentire Salvini e poter stringere la mano ai buchi del carroccio e farsi un selfie si alzano al mattino presto, si infilano su un treno, percorrono chilometri e lo fanno anche se con la Lega Nazionale le distanze da coprire si allungano, ma non importa. E apro una parentesi, abbiamo guardato i dati di ascolto sul canale 252 del televisore, lo sapete, se avete il televisore è collegato ad internet, si sente l'audio, ma a un certo punto parte il video, in quel momento c'è il collegamento via internet, che chiaramente viene rilevato e abbiamo visto dei numeri incredibili. Dobbiamo farci i complimenti, ma fare soprattutto i complimenti a voi che avete fatto un passaparola eccezionale in tantissimi da tutta Italia e da tutto il mondo hanno sbirciato il congresso della Lega in questo weekend. Radio Libertà e anche televisione, canale 252, è Radio DAB e anche qui siamo in nazionale, è un sito internet radiolibertà.net che se guardate in questi giorni ha all'interno tantissimi commenti non ufficiali di quelli che non girano sul Corriere o su Repubblica, ma sono altrettanto importanti e ricordiamo la nostra radio poi si può anche ascoltare sui social network come ad esempio su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà. In moltissimi si sono sintonizzati nel weekend sul canale 252 che è stato riconosciuto come canale ufficiale di una certa informazione. Nessun altro ha trasmesso il congresso della Lega. Guarda un po'. Ritorno, il bello era esserci naturalmente, anche se vederlo in televisione, soprattutto con i nuovi televisori, faceva un effetto stupendo, il bello esserci era un'altra cosa. Ieri è andata proprio così, scrive Libero, con circa 2000 persone che hanno preso d'assalto la fortezza d'Amasso. L'altra caratteristica della base leghista è la schiettezza del militante. Se una cosa non gli piace, lo dice. Se un intervento non lo aggrada, non batte le mani. Per questo osservarne le reazioni e parlare con loro equivale ad avere sul taccuino la reale percezione di quello che sta accadendo all'interno del movimento. Firenze e la 2 giorni di congresso sembrano aver rimesso la Lega in carreggiata. In attesa di mercoledì, quando la consulta si esprimerà sul ricorso di De Luca, sapremo se la partita sul terzo mandato sarà definitivamente chiusa o clamorosamente riaperta. Anche tra i veneti sembra
nato sereno. Merito di Alberto Stefano. La sua conduzione della segreteria sta limando le frizioni, si confida un militante con bandiera dei Leoni di San Marco indossata a mo' di mantello. Da quando è stato eletto sta facendo un lavoro prezioso di ricucitura. Ha riunito una Liga che ora è pronta ad andare avanti con Matteo Salvini. Anche la freddezza di Pontida nei confronti di Roberto Vannacci sembra evaporare piano piano. Inutile nasconderlo, con il bombardamento mediatico sul fatto che non volesse farsi un partito e usare la Lega come cavallo di Troia, alla fine il dubbio ce l'avevamo anche noi, dice senza fronzoli un gruppo di militanti del Piemonte, ma ha fatto la tessera, adesso è uno di noi. Quindi vuol dire che sono state dette e scritte un sacco di cazzate. Oggi ha perfino parlato di autonomia, dicendo se vogliamo essere autonomisti in Italia dobbiamo essere sovranisti in Europa, ha detto dal palco Vannacci. Direi che la strada per convincerci è quella giusta. Anche lo spauracchio della Lega Nazionale sembra superato di più. Alla vigilia, un'altra delle tesi fantasiose degli esperti da bar era che Salvini avesse anticipato il congresso per blindare la sua segreteria grazie ai voti delle regioni del sud, una tesi usata anche da autonomisti un tanto al chilo che hanno ritrovato il coraggio solo dopo aver perso poltrone e posizioni nei vari enti pubblici. Le elezioni del Consiglio federale invece hanno spazzato via anche questa balla e così il nord e il centro continuano ad avere la larga maggioranza nell'organo che affiancherà Salvini. Giusto per capirci, perché si è conclusa la diretta audio e video e durante poi l'elezione del Consiglio federale, perché c'erano dei tempi morti molto lunghi, giusto per capirci, scrive oggi Libero, dei 22 membri, 16 sono compresi tra il Friuli Venezia Giulia e la Toscana e fra i due delegati del Lazio c'è Andrea Paganella che è di Mantova. Al sud vanno un seggio ciascuno a Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Al nord fare la parte del Leone la Lombardia che piazza 6 consiglieri su 6, il Veneto 4 su 4, 2 come previsto anche per il Piemonte, uno a testa per Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. E meno male che doveva essere un congresso sudista, scherzano al bar alcuni leghisti, e ad ascoltarli bene gli accenti sono piuttosto variegati, segno che anche la questione nazionale sta poggiando su giusti binari. Certo, le parole finali del capitano sulla sua possibile non ricandidatura per un ulteriore mandato tra 4 anni hanno lasciato un po' l'amaro in bocca, un po' come quando Mourinho ha lasciato l'Inter dopo la vittoria del triplete, spiega ridendo sotto i baffi un temerario, ma evidentemente non ha paura di far arrabbiare il milanista Salvini, ma vedrà alla fine lo convinceremo a restare, come stando al suo fianco, come lui ha sempre fatto con noi, e meno male che la Lega era divisa. Così quest'oggi l'inviato del quotidiano Libero a Firenze con il commento di spalla di Lorenzo Mottola: non esisteva alcuna rivolta, né si vede un erede, con l'incipit che dice sarà curioso leggere cosa scriveranno nei prossimi giorni, cosa diranno gli analisti che negli ultimi anni hanno descritto la Lega come un partito al collasso, un fight club dove a porte chiuse ci si prende a roncolate, con Matteo Salvini in mezzo a un perenne schiaffo del soldato. Il titolo Rivolta nella Lega lo abbiamo letto un'infinità di volte su Repubblica, Stampa, Foglio, Domani, eccetera, con al centro la trama di volta in volta, venetisti, nordisti o semplici scontenti, un tam tam che era arrivato perfino al Financial Times, ovviamente ripreso in maniera critica da mezza Italia. Salvini sta affrontando una rivolta aperta contro una sua leadership. Rissa continua in vista del congresso della Lega che ha promesso per l'autunno, quando gli scontenti del partito faranno quasi certamente pressione per spodestarlo. Il tutto abbiamo letto ad opera di qualche governatore o ministro che stava tramando nell'ombra per fare fuori il segretario. Chiaramente qua mi fermo e poi nei prossimi giorni sicuramente, oggi ci sono le interviste agli scontenti di Vannacci, quelli del suo club, perché ha fatto la tessera della Lega. Poi sentiremo nei prossimi giorni se ci saranno i nordisti convinti, quelli che sono usciti dalla Lega perché non hanno avuto nessuna cadrena, cosa avranno da dire
sul congresso della Lega. La nostra è una radio democratica che dà spazio a tutti quanti, quindi fatevi pure avanti, cari ascoltatori nordisti delusi, voi che avete mollato lo spadone, lo avete sotterrato, perché forse non eravate capaci di usarlo, ma avete comunque ascoltato il congresso della Lega sul canale 252. Qualcuno di voi magari ha avuto anche una lacrimuccia vedendo che la Lega ritorna alle tradizioni, alle identità e rilancia addirittura i vecchi manifesti che non sono mai passati di moda. Qualcuno forse ci sta ripensando e va a ricercare lo spadone. Dove cazzo l'ho sotterrato che non lo vedo più? 340 6709 659, io sono qui, cantava Claudio Baglioni, ma anche Sammy Varin, e se qualcuno vuole entrare in onda 0292947222, o mandiamo la canzone indipendente e leggo un po' di WhatsApp, ragazzi, se no mi aspettate fuori. Ne ho da leggere fino a domani mattina. Chiaramente ogni tanto fatemi riposare, perché no, chiamandolo 0292947222 facendomi prendere fiato. Mariella Buzzaccarini, che salutiamo caramente, storica leghista, in data 25 gennaio ti ho già scritto la mia contrarietà a far tornare Salvini al Ministero degli Interni. Io non mi fido neanche delle pressioni dei nostri big istituzionali, sono gli stessi che hanno tirato il freno a Salvini negli ultimi anni. Cara Mariella, però ogni tanto bussare non fa mai male. Lega Nord, Est, Sud, Ovest, magari vediamo di portare rispetto per quella che è stata la Lega Nord, che Salvini ha devastato, distruggendo nell'essenza. Ho sempre contato sulle seconde linee che erano ancora sane e pulite, ma dopo ieri quasi 40 anni di voto buttati al vento, rispetto la battuta è stata quasi nauseante. Maurizio, non so a cosa ti riferisci, e comunque dispiace che molti di voi abbiano deciso di non battagliare più o di fare la Lega Alpina Lombarda, ragazzi. Cioè, ci scherziamo dagli anni '80, dalla fine degli anni '80 su ste stronzate. Sono partiti che danno soltanto voti alla sinistra e diciamocelo chiaramente, non portano da nessuna parte. Io sarei rimasto nella Lega, parlo naturalmente per quelle poche decine di personaggi, anche di una certa corposità, che se ne sono andati. Io sarei rimasto nella Lega e giustamente mi sarei fatto sentire con una mozione al Congresso. Poi al Congresso chissà come mai non c'era nessuno che brontolava, vuol dire che va tutto bene. No, dice Castelli, vuol dire che se ne sono andati via tutti. Vabbè, nel fine settimana sono arrivati 684 clandestini, vedi? Proprio noi che avevamo il congresso non siamo stati lì a battere. E perché non c'è Matteo Salvini al Quirinale magari, al Viminale. Mary, ho seguito tutto il congresso, mi sono commossa per i ricordi di tanti anni sostenendo la Lega contro tutti e tutto. Ho ancora alcuni manifesti con l'indiano in casa. Un abbraccio a tutti. Vero Mary? Vero, vero, vero. 0292947222. Dai, facciamo un po' di casino. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Poi Walter. Senti? Ciao. Io ho ascoltato tutto ieri, ti ho mandato anche un messaggio che poi hai fatto sentire relativo all'IRPEF regionale, se non si può fare qualcosa visto che la Lombardia ha 58 miliardi di residuo fiscale. Voglio dire una cosa, a me il congresso è piaciuto, le idee ci sono, però poi vedi il decreto, il DDL sicurezza, e penna bianca, quello che sta al Quirinale, ha cominciato a volerlo sfoltire. Allora, noi siamo forti, noi abbiamo le idee, però abbiamo sempre sopra la capoccia qualcuno. Allora, finché non se ne andrà penna bianca, noi avremo sempre comunque un problema. Di questo io ne sono super convinto. Il DDL è passato, ma non è passato come lo voleva la Lega. La Lega ha dovuto dire sì, è passato, e fare buon viso a cattivo gioco. Era solo questo. Cioè, abbiamo sempre qualcuno che ci mette il bastone fra le ruote, se no avremo l'80% dei voti. Salvini al 34% da ministro dell'interno perché ha fatto quello che doveva e la gente voleva. Tutto qua. Penna bianca, rompe le palle, via. Grazie. Beh, insomma, sul Quirinale cosa dobbiamo dire? Viminale, Quirinale è ancora più in alto, ossequiamo. Certamente
Poi la Lega ha dovuto aggiornarsi comunque ai tempi. Fa impressione perché questi manifestini della Lega anni 80, 90 e rivelano una cosa ancora molto molto attuale, che c'è ancora moltissimo da lavorare e per fare questo, signori, o ci date davvero faccio citazione, potere assoluto, oppure bisogna fare squadre. Facendo squadre è logico che alcuni decreti come il DDL sicurezza, che poi è diventato decreto che ha fatto arrabbiare moltissimo la sinistra su questo fronte, è stato un po' annacquato con delle stupidaggini comunque, il fatto che non debbano andare in galera le povere, rom, incinte, cioè, ma lo sapevamo anche prima che non andavano in galera, su cosettine insomma su cui si può svolazzare. Un'altra telefonata, pronto? No, è caduta. E allora vado su WhatsApp. WhatsApp, ma quale evento del nord, Sammy? Ti voglio bene, ma della vecchia Lega è ormai rimasto ben poco. Movimento e radio infiltrati dal sistema, caro Raul. Se questa è la radio infiltrata dal sistema, dici, ma allora vai su Radio Popolare, almeno sei sicuro di che cosa trovi. Semplicemente, ribadisco e discoriba, un bel F5 qui anche la Lega l'ha dovuto fare. Aggiornarsi ai tempi e anche, aggiungo, ai voti. Eh sì, perché se votate altre cose, è chiaro, adesso nella giostra c'è la Meloni che sta vincendo, è chiaro che tutto si sposta sull'asse della Meloni, noi dobbiamo faticare per riuscire a mantenere le redini. Sono Rosanna da Sesto, Sammy sei un mito quando fai le previsioni ci azzecchi, vero? Vero, vero, infatti c'ho proprio di là, c'ho uno studiettino con scritto fuori Mago Varin. Non ascoltare Marco, tutti a Pontida, scrive Giacomo da Dalmena, ma ci mancherebbe, poi l'ho detto, sono sempre tutti lì, ogni volta sul pratone ci rivedi, no? I vecchi della Lega che non ci sono più ma ci sono ancora. Che cazzo fai qua? Non è riuscito dalla Lega, però appunto fai un F5, Giupì, sono tutti uomini di Salvini, tutti uomini di Salvini, fatto sta che Vannacci e ha preso la tessera della Lega. Che cosa vorrà dire? C'è un audio, sentiamo il cursore su. Ciao Sammy, Voilà. sono Alessandro da Losanna. Ciao. Ho seguito a sprazzi il congresso, bellissimo il discorso di Salvini. La cosa che io direi, però intanto non dipende da noi, la Le Pen, ok, che è stata messa da parte dalla ingiusta magistratura in Francia, però se fossi in lei lascerei spazio a dei nuovi candidati, perché si è già candidata 2 o 3 volte, può anche lasciare spazio ad altri e usare la campagna elettorale per far vedere, per portare più voti al partito, ma essere ricandidata non penso sia una mossa vincente. Grazie caro, beh comunque è un bel nome importante rispetto al Bardella. Fatto sta che, ripeto, è successa la stessa roba che è successa al nostro Salvini, e adesso magari c'è la Meloni che si guarda intorno dicendo oh, non toccherà mica me. 0292947222. Chi vuole parlare in diretta chiami ora. Pronto? Eccomi, mi senti? Ciao, buongiorno. Ciao, sono Walter, Friuli Venezia Giulia. Ciao Sammy. Ciao. Pronto? Racconta. No, ti sto sentendo a tratti. Mi senti o no? Io ti sento, però se andiamo avanti a dirci mi senti, non mi senti e finisce il tempo. No, andiamo avanti, il tempo mi senti. Allora, io non sono molto d'accordo con te quando dici lasciamo perdere magari le rom che rubano e compagnia bella. Questa cosa dovresti dirla a chi li ruba. Perché guarda che quando ti fanno un furto, come l'hanno fatto a me del portafoglio, dello zaino, di quello che avevo dentro, non solo ti girano i coglioni, ti viene voglia di prendere la pistola. Quindi non è un fatto da sottovalutare, sono queste cose qua che ci vengono criticate. Perché allora noi predichiamo in un certo modo, io lo predico da tantissimi anni che Salvini comunque è la persona migliore che potevamo avere, però se si fanno anche le leggi, come dici tu, poi si va, sfoltiamo, no, non si sfoltisce, non si deve sfoltire perché fanno male quelle robe lì. Questi delinquenti che rubano nella metropolitana, in giro per il mondo, in casa e compagnia bella, questi vanno puniti e basta, non si sfoltisce un bel niente, bisogna essere Lega, ok?
ok? Grazie, ciao. Grazie, ma infatti abbiamo sfoltito, nel senso che non vanno in galera, ma vanno in case protette e da cui certamente evadono puntualmente. A proposito del nostro ascoltatore, sarà contento perché Salvini ha accolto in pieno la sua proposta di tempo fa, ovvero che tutti i rappresentanti della Lega vadano in TV con l'Alberto da Giussano, la spilletta, ok? Quella non è male, è stato accolto, a quanto pare. Ascolta Radio Libertà, Matteo Salvini. Tajani e Lupi non salutano al congresso, capiamo la loro classe umana, ricordiamocelo. Sì, e chissà come mai non hanno mandato un saluto per il congresso della Lega, Tajani e Lupo, il lupo dei lupi. Una chiamata, pronto? Sì, buongiorno Sammy, buongiorno, buon lavoro. Quella. Ha ragione il compagno precedente, cioè chi è Sua Maestà Imperiale a Roma che ha il diritto e la briga di sfoltire quello che il governo propone come legge e poi eventualmente il Parlamento vota? Questa è la domanda imperativa. E poi guarda, dagli un colpetto lì a Salvini sopra. È inutile creare casino. Continui a fare il ministro dei trasporti, il Viminale lo lasci alla prossima occasione, se no tutti cominciano a creare confusione su confusione e le cose importanti non vanno perseguite. Grazie Sammy, grazie. Sempre grazie, e ve le leggo le novità del decreto sicurezza, grazie a Nicola Molteni che ha fatto un volantino. Tutela legale e economica per le forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate, perché prima si dovevano pagare l'avvocato. Body cam sulle divise agli agenti. Per aggressioni contro la polizia, aggravanti. Stop alle borseggiatrici nelle metropolitane, capito? Cioè non è che non le prendiamo più, semplicemente non possono andare in galera. Vabbè. Stop ladri in casa, restituzione lampo di immobili occupati. Per i ladri in casa c'è sempre la Sicurbet, mi raccomando, è un nostro cliente, fategli un colpo di telefono. Daspo nelle stazioni contro scippi e borseggi. Truffe agli anziani, nuovo reato con carcere fino a 6 anni. Stop accattonaggio con induzione di minori. Blocchi stradali, carcere fino a 2 anni per chi blocca la circolazione e lede gli altrui diritti al lavoro, a viaggiare e alla salute. Stop violenti nelle piazze, arresto differito per i violenti nelle manifestazioni. Anche ieri si sono divertiti quelli di sinistra, vero? Rivolta nelle carceri e CPR, nuovo reato con pena da 1 a 5 anni. Insomma, non è proprio all'acqua di rose, questo decreto sicurezza. Ancora le vostre chiamate 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amato. Ciao. Stamattina parlavi dei manifesti storici della Lega. Urca. E quello della massaia e delle uova? Sì. Allora, io proporrei un aggiornamento di quel manifesto. Al posto della massaia ci mettiamo la Ursula. Questa, e non è una battuta, Allora, ai disperati che urlano perché ci sono i dati, vorrei ricordare che sono 2 le cause che hanno portato a questa situazione internazionale. Una è la globalizzazione, che ha favorito la delocalizzazione delle grandi aziende in zone dove si può produrre senza nemmeno tanto abbassare i prezzi, però si può guadagnare un sacco di soldi perché la manodopera costa una cippa di tabacco. E tant'è che gli Stati Uniti oggi come manifattura producono soltanto il 10% del loro fabbisogno, l'altro 90% lo devono importare. E Trump l'ha detto, rischiamo di fallire perché il debito pubblico continua ad aumentare. La seconda ragione deriva dalla Germania, la cui politica economica è sempre stata austerità, 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 perché il debito pubblico in Germania viene considerato un peccato, tant'è che in tedesco si traduce proprio in colpa. Il debitore è un colpevole. Quindi cos'è? La Germania ha bloccato il consumo interno e ha puntato tutto sul consumo, sulla vendita all'estero. Ma siccome loro comandano in Europa, noi abbiamo dovuto seguire quel modello. Quindi non si consuma più, gli italiani consumano pochissimo,
Adesso Trump ci mette i dazi e quindi ci sarà qualche problema di esportazione, ma io sono convinto che andremo verso gli accordi bilaterali, come suggerisce Trump. Ecco dove è il problema dei dazi. E quelli che ululano è perché ci hanno guadagnato da quei dazi, da quelle esportazioni, da quel modello legato alla globalizzazione e all'Europa, come Prodi, a partire dal cambio, 1936,27. Grazie Romano Prodi, e non tirare i capelli alle ragazze. Ciao. Grazie caro, l'abbiamo sentito parlare ancora ieri. Un'altra chiamata, pronto? Pronto Sammy? Ciao, buongiorno. Ciao Alberto da Varese. Mi volevo ricollegare al discorso di prima dell'elenco, diciamo, delle penalizzazioni, tra virgolette, del DL. Sono tutte pene, ahimè, perché fino a 2 anni, fino a 3 anni, fino a 5 anni, lo sappiamo benissimo che sono solamente costi in più purtroppo, perché uno va lì, gli danno 2 anni di galera, esce dopo 1 minuto e fa come ha fatto quell'africano dell'altro giorno che ha spaccato il dito poliziotto, processo subito, 8 mesi con la condizionale, è uscito e ha spaccato il naso a un altro poliziotto con una testata, processo ed è ancora in giro. Mi rendo conto che non è facile, perché non è facile cambiare la cosa. Purtroppo c'è gente con le toghe, c'è gente con la penna bianca che tira da un'altra parte e ci vuole tempo, ci vorranno purtroppo anni ancora a tenere botta, perché tu prendi in mano, hai un percorso da fare che è lungo non so quanti chilometri, adesso siamo a metà strada, ma Cruciani diceva bene quell'altro giorno, governo Meloni, cosa facciamo per quelle situazioni? Perché se mi fai un oltraggio al carabiniere o al poliziotto, ma gli dai un massimo di pena fino a 2 anni, fino a 3 anni, di là ci sarà un magistrato che dice: ah sì, poverino, un povero ragazzo, cosa deve fare? Non l'ha ucciso, gli ha solamente spaccato il naso. Capisci che ci vuole ancora tanta strada, secondo me. Abbiamo delle zavorre che sono con noi, che si chiamano, che ne so io, Tajani, piuttosto che Piantedosi, piuttosto che si affrettano subito a dire no, non si tratta di un'immunità per i poliziotti, cioè la prima cosa che devono fare è leccare i piedi a quelli che stanno dall'altra parte. E a me quando senti quelle cose qui veramente ti fa arrabbiare. Ecco, niente, scusatemi ci mancherebbe, è chiaro che uno dopo aver preso 2 anni, se la volta dopo fa ancora una cazzata, non so se lo lasciamo ancora in giro, ma qua ci fermiamo, torniamo a parlarne tra 10 minuti. Adesso c'è la canzone indipendente, ancora prima c'è Acerbis, mi raccomando, da festeggiare il congresso della Lega telefonando ai nostri clienti, chiedendo informazioni alla Securbet che vi fa l'impianto antifurto per casa e provando ad acquistare l'olio Acerbis. Anche perché tu dici sono tante 6 bottiglie, comprarle tutte in una volta. Oh, non lo devi mica bere tutto tu, lo usi come regalino. Quando vai a cena dall'amico, dal parente, porti una bottiglia di olio Acerbis, ci fai il fiocchetto, ti assicuro, è un regalo molto più originale della solita bottiglia di Berlucchi. Ascolta me. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2, con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dito dalle mani, dito dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio
e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di 1 mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Wow, 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 my war with you, Vic and the Doctors of Jive, i grandi classici swing americani e italiani anni 50-60, da Fred Buscaglione a Renato Carosone a Frank Sinatra, ma anche inediti come questo, carichi di pura energia jive. Cercateli sugli store, su YouTube, Vic, scritto con la K, and the Doctors of Jive, ma soprattutto cercateli nei locali milanesi e non solo, perché questi davvero ci fanno ballare. Lei non ci fa ballare, ma ci fa pensare, signori. Ha sfilato su molti palchi come modella curvi,
ha parlato su queste frequenze come intrattenitrice, conduttrice, ha fatto anche qualche festa della Lega, mi ricordo bene, poi è passata alla televisione, poi è passata alla scrittura. È con noi per qualche minuto Lidia Laudani. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Ho dimenticato qualcosa che hai fatto Ma e sicuramente, talmente ampio il mio curriculum che ti lascio la possibilità di dimenticare qualcosa, non ti preoccupare, allora, ma sei stato bravo, ma ma sei stato bravissimo anche a parlare in inglese, sento ormai questa tua capacità. Fai la spiritosa, ma guarda un po', solo perché facciamo la gara, chi lo sapeggio l'inglese, io e te. Per fortuna il libro ancora non è stato tradotto in altre lingue, il tuo libro, giusto? Non ancora, però ci stiamo un attimino ragionando. Per adesso stiamo cercando di arrivare ampiamente al pubblico italiano, quindi stiamo toccando tantissime località, da nord a sud. È quello che poi... dico. Allora, voglio sapere come fai. Allora, la Lidia Laudani ha scritto non un libro, ma ben 2. Il secondo è appena uscito. Il primo si chiama Un'altra vita, il secondo Un'altra me. Si parla di cose importanti. Uno dice, ma dai, una che ha fatto una trasmissione su Radio Libertà, una modella Curvi, ma cosa vuoi che scriva? È proprio per quello, perché nella lunga vita Lidia Laudani ha visto tante cose, ha incontrato tante persone, o al contrario, quelle poche che ha incontrato, perché non è così vecchia la Lidia Laudani, siamo sempre sotto i 60 se non erro, quindi sei giovanissimo. Anche sotto i 40, dai. Ma dai, ma adesso... nonostante ci conosciamo ormai da diversi anni, vuol dire che ero una bimba quando ho iniziato a muovere i primi passi a Radio Libertà, grazie a te Sammy. Poppavi. Fatto sta che hai incontrato tante persone che ti sono state utili a capire, e quindi nei tuoi romanzi parli di forza, di rinascita, di resilienza, di verità e non soltanto. Facci un attimo il riassunto di cosa hai inserito nei tuoi romanzi, e ci avviciniamo chiaramente ad altre feste ed è bello cominciare a pensare di fare anche un regalo che non c'entra niente. Uno dice a Pasqua cosa fai? Regali un libro? Sì, perché la colomba costa un fracco di soldi e questo libro costa meno della colomba. Un'altra vita e un'altra me di Lidia Laudani. Di cosa parlano questi libri e quale filo conduttore hanno, ma soprattutto anche, guarda quante domande che ti faccio, qual è il segreto, perché tu stai girando dappertutto, in scuole, in biblioteche, cioè a questo punto ho pensato che avessi un agente anche che ti fa queste prenotazioni. Gemella, pensavo, una gemella che si muovesse come fai? al posto mio, perché come faccio a essere in più posti contemporaneamente? Allora, come fai? Prima rispondo alla primissima tua domanda, appunto, anzi più che domanda la tua era un'affermazione. Non serve una data, un evento per regalare un libro, per regalare emozioni, ma soprattutto per parlare di argomenti importanti, e dopo snocciolerò velocemente quali sono le tematiche. E poi ti ho detto come può magari una ragazza che è partita come modella Curvi affrontare poi tematiche così difficili. Tu Sammy mi conosci un pochino, no? E anche qualcuno degli ascoltatori mi conosce perché appunto ho parlato in queste frequenze. Però già ai tempi, come modella Curvi, se ricordi, il mio era un lavoro che andava oltre l'aspetto, oltre l'immagine, lanciavo messaggi, no? Ho sempre pensato che chi ha la possibilità di parlare a un pubblico ampio debba lanciare messaggi importanti. Lo facevo già ai tempi, no? Quando ero una bimbetta, no? E quali messaggi lanciavo? Modella Curvi, accettazione del corpo, body positive, quindi il filo conduttore è sempre stato quello della positività. Adesso faccio la stessa cosa con i miei romanzi, tratto tematiche pesanti, difficili, ma non aspettatevi di trovare un romanzo triste, deprimente. Anzi, nonostante le difficoltà della vita, la mia protagonista, Beatrice Pascal, rinasce, risorge, spicca al volo, proprio come un'araba fenice. Quindi l'obiettivo, come hai detto tu, è quello di parlare di resilienza, rinascita. Poi rispondere alla tua domanda, come faccio a muovermi così tanto? Sammy, quando hai una passione ti ricarichi, quando hai un obiettivo, un sogno, ce la metti tutta. Io sto mettendo tutto il cuore veramente in questo progetto, in questo romanzo, perché non è più
parlare del libro, ma è proprio lanciare un messaggio. Io quando vado nelle scuole parlo ai giovani, tu sai che ho una figlia di 17 anni, quindi queste tematiche attuali sono importanti per me. Quando si parla di violenza, di relazioni tossiche, io cerco di spiegare proprio ai ragazzi: attenzione, è facile cadere in una storia tossica, ma si può uscire, possiamo trovare la forza, e questo è il messaggio che voglio lanciare ai giovani. Ma faccio anche un passo indietro: ci sono i segnali, ci sono, è difficile riconoscerli perché quando ci sei dentro tu vedi tutto un po' sbiadito, vedi tutto un po' offuscato, però se stai un attimino attenti, accendi un attimino la luce, puoi vedere questi segnali. Quindi io ormai ho preso a cuore questa missione, ormai è diventata una missione. Quando finisco le presentazioni dei miei libri, i sindaci piuttosto che le biblioteche mi dicono: no, questa non è una presentazione. Prima cosa perché proprio vedono l'energia, la carica e quanto io ci credo in questa cosa, e poi proprio interpreto, entro nel personaggio. Beatrice Pascal sono io e sono tutte le persone, come dici tu, che ho in qualche modo incontrato e da cui ho assorbito qualcosa, sia persone belle sia magari poco belle, però tutte mi sono servite per creare questa storia importante che sto portando avanti. E noi ricordiamo che nel primo libro, Un'altra vita, la nostra scrittrice si è ispirata anche alla radio che l'ha ospitata, e ci sono personaggi che in qualche modo richiamano effettivamente qualcuno che magari sentite per radio. Lidia Laudani gira in scuole, in biblioteche, stiamo sbirciando anche delle fotografie che vedono un fracco di gente ad ascoltarti, ad acquistare il tuo libro e a farselo autografare. E ribadisco il concetto: per Pasqua è un regalo diverso, la colomba costa un occhio. Regalate il libro di Lidia Laudani, Un'altra vita, o il proseguo appena uscito, Un'altra me. C'è qualche data da snocciolare per chi ci ascolta e che magari ti può venire a salutare direttamente, dire: uè, ti ho sentito su Radio Libertà, voglio comprare subito il tuo libro, e magari appunto glielo autografi pure? Questo sabato alle ore 21 sarò a Castelseprio, nella biblioteca. Io ringrazio il sindaco perché proprio ha percepito, ha capito qual era il mio obiettivo, e quindi si sta impegnando molto nella realizzazione di questo evento che faremo a Castelseprio. Quindi invito tutti gli ascoltatori a partecipare perché, come dicevo prima, faremo qualcosa di veramente interessante con l'accompagnamento musicale durante le letture, e poi il pubblico è sempre diverso, c'è un'emozione sempre nuova anche per me. A volte c'è quel pubblico che piange perché ci sono parti difficili da assorbire, a volte c'è quel pubblico invece che indossa un po' una maschera e si mostra rigido, no? Una corazza, e poi invece toglie questa corazza via via che ci conosciamo, no? Perché poi è un modo proprio per conoscerci. Quindi io invito veramente tutti gli ascoltatori, i tuoi ascoltatori Sammy e quelli che sono stati anche un po' i miei in passato, a venire questo sabato 12 aprile ore 21 a Castelseprio presso la biblioteca, così possiamo conoscerci. Poi ci sono dei modi alternativi per acquistare il libro, ovviamente chi non può partecipare o non è in zona, quindi anche tramite Amazon per esempio, basta un click, digitare il titolo, digitare l'autrice Lidia Laudani e vi arriva in pochissimo tempo a casa. Però seguendo i miei social, quindi sia su Facebook sia su Instagram, potete vedere tutte le date. La prima quella proprio imminente è quella di Castelseprio questo sabato, ma ce ne sono tantissime. E infatti, ribadisco il concetto, non so come fai a starci dietro, però ci stai dietro, e soprattutto la gente è contenta, ti sta seguendo moltissimo perché parli di cose concrete, di problematiche concrete che la politica anche deve cercare di risolvere, perché sono tematiche sociali assolutamente presenti nella nostra vita ogni giorno. Lidia Laudani, un grande piacere averti qua, chiaramente ci risentiamo perché fai sempre parte della nostra radio, della nostra controinformazione. Buon lavoro! Grazie Sammy, un saluto a tutti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E sono un po' invidioso, perché uno parla a questa radio, poi diventa capogruppo, diventa ministro, scrive libri, e io sono l'unico pirla, non ho scritto neanche un libro, un bigino. Potrei scrivere un bigino di quelli, non si usano più neanche i bigini.
Alessandra Locatelli oggi è in Toscana, wow! Allora, questa mattina è a Massa alle 11, prima ancora ha incontrato il sindaco e l'amministrazione comunale, poi ha incontrato le associazioni della consulta comunale delle disabilità, alle 11 sopralluogo nel cantiere Dopo di Noi, a mezzogiorno Alessandra Locatelli, che è ministro per le disabilità, a Massa visiterà la spiaggia Mare Senza Barriere, viale Lungomare di Ponente 4, quindi andare in spiaggia senza barriere architettoniche. Questo pomeriggio Alessandra Locatelli sarà a Carrara, alle 13:15 visiterà l'Anfas di via Castellaro, poi alle 16 a Lucca incontrerà le associazioni del terzo settore presso la Sala degli Specchi in Palazzo Orsetti, alle 17 visiterà il nuovo appartamento per abitare supportato in Viale Einaudi. Grandissima Alessandra, ministra per la disabilità. Un altro evento da segnare, questo venerdì 11 aprile, riforma disabilità e progetto di vita a Caivano, in provincia di Napoli, presso il Teatro Burlesque di via Sant'Angelo. Interessante convegno con l'introduzione del ministro per le disabilità e la tavola rotonda La sperimentazione della riforma della disabilità con le associazioni del territorio. Tra gli appuntamenti da non scordare Targati Lega, se siete di Milano cosa fate stasera? Andate a casa a mangiare a cena, ma siamo matti, questa sera, prima o dopo cena, decidete voi, alle 21 c'è Claudio Borghi Aquilini alla sezione della Lega di Milano, via Esterle 29, angolo via Padova, lunedì 7 aprile, questa sera ore 21, Claudio Borghi. Me lo salutate caramente, speriamo che domani ci sia, è alla diretta che ogni martedì alle 9:40, ma sappiamo, impegni istituzionali pazzeschi, correre da una commissione all'altra, è veramente un casino starci dietro. Appuntamenti da non scordare targati Lega, chiaramente li trovate sul sito legaonline.it. Sto sbirciando. Domani martedì 8 aprile alle 10:30 a Vinitali, che lo sapete si è aperto questo weekend a Verona Fiere, c'è Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato Lega. L'Italia sotto attacco, ore 10:30, la presentazione del Free Press Oscar Wine di Livio Buffo, ma soprattutto la chiacchierata con Gianmarco Centinaio. Si parlerà anche di etichette sostenibili, di giovani e l'alcol, conseguenze dell'uso smodato. Gianmarco Centinaio, domani, martedì 8 aprile, alle 10:30 al Vinitali di Verona. Vi dicevo gli appuntamenti da non scordare targati Lega, legaonline.it, i tanti che sono stati contenti del risultato di questo congresso, che stanno facendo la tessera sul sito legaonline.it, d'altronde se l'ha fatta il generale Vannacci. Guarda che è divertentissima questa cosa, e mi stanno scrivendo davvero che stanno ritornando nella Lega. Siete pazzi, ma è il bello della Lega questo qua, che uno ogni tanto gli gira le balle, basta, vado via dalla Lega, no, adesso ritorno, mi ero sbagliato. Un congresso, uno tsunami di emozioni, un abbraccio bellissimo da parte di tutti i leader patrioti europei. Chiaramente lo stiamo ritrasmettendo il congresso, ogni mattina intorno alle 10 un tocchettino di congresso e poi la replica la sera dopo le ore 21. Importante perché ci sono quelli che durante il giorno lavorano. Ma dove vuole andare Salvini che prende schiaffi anche da Tajani? Caro Mario di Balbrembo. Lo so, d'altronde non hai votato Lega, magari hai votato Forza Italia e quindi gli schiaffi ce li prendiamo. Finché non avremo un voto in più, cosa ci vuoi fare?
Ci vorrebbe un clone di Matteo, lavori pubblici e Viminale insieme. È vero, è vero, è vero. Vabbè, non esageriamo, però i lavori pubblici li potremmo lasciare anche ai fratelli. Mamma mia, come suona male sti fratelli, e pensare che molti sono usciti dalla Lega e sono entrati nei fratelli. Dio mio, ma non vi vergognate. Io spero che il generale Vannacci ci passi e si fermi per un poco a Trieste, perché i leghisti che governano sono piuttosto deboli, con poco polso. Beh, ragazzi, il generale Vannacci si è fatto la tessera da militante della Lega, saltando magari qualche step. Adesso non ha il piacere, ma avrà anche il dovere di fare campagna elettorale. Non che prima non l'avesse fatta, però sai, c'erano i dubbi, ma qui adesso si fa il suo partito, gnigniro, gnegne. Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Sto leggendo i vostri messaggi, 340-6709-659, perché sennò mi aspettate fuori, ragazzi, e ci avete riempito decine e decine di messaggi, quelli belli, quelli brutti, io li leggo tutti. In Toscana ci possono essere sorprese, questa ennesima cazzata me la segno, l'ho detto io, le stesse parole le ho sentite per l'Emilia Romagna, poi com'è finita? Però anche basta di prese per i fondelli. Bravo Gino, hai ragione anche tu, io sono quello delle sorprese, molte volte ci azzecco, ma non sempre. In Toscana potrebbero esserci sorprese. Vabbè, ti sto parlando della Toscana e dell'Emilia Romagna, cazzolina, Cioè, sono le ultime 2 regioni rimaste rosse, e neanche tanto, dove in Toscana abbiamo preso quasi tutte le province, quindi le sorprese potrebbero non esserci tanto sorprese. Chiaramente stiamo parlando delle regioni dove il PD è più forte. Se poi facciamo anche i fighettini, come fai tu, che non credi più alle sorprese, non si fa squadra e non si ha entusiasmo, allora noi ce lo abbiamo duro. Qualcun altro ce l'ha un po' meno duro. Va bene? Chiaramente dal punto di vista politico, non pensate male. Gli errori ortografici sono introdotti dal dizionario di WhatsApp, non miei. Tutte scuse adesso questo qua. E guarda cosa mi ha scritto Gian. Gli scrocconi di regime, sto traducendo perché è difficilissimo il suo messaggio. Gli scrocconi di regime possono scrivere tutte le pagine che vogliono su tutti i politici che odiano, ma tanto non li legge nessuno tranne chi fa la rassegna stampa. Purtroppamente, come dice Kainarca. Giusto Gian, cioè l'unico scemo sono io che li legge. Quanto mi fai ridere, io domani mattina sono ancora qua. Felice per Matteo, visto in diretta su YouTube il congresso. Carmen, vergognati, eravamo in diretta sul canale 252, scherzo, su YouTube era comunque comodo, e abbiamo anche l'app di Radio Libertà dove oltre ad ascoltare si può anche vedere. Il bello di essere multipiattaforma è pure questo. Matteo deve stare alle infrastrutture, no all'interno per lui, e vedete come gli ascoltatori sono molto variegati, che comunque sta lavorando bene anche nelle infrastrutture. Chiaro che ci sono problematiche perché sono robe pesanti. Avevo votato Vannacci proprio da leghista. No, io personalmente non l'ho votato, ho votato i rappresentanti che conosco sul territorio, quelli che sono battuti per decenni, però ci mancherebbe una forza in più, e che forza! Chi se ne frega del mortadella rancida, alla larga dalle disgrazie sinistroidi. La Wonder agisce da tedesca con concentrato DNA del baffetto. Ma chi sarà questo baffetto? Come sono felice di aver seguito tutto il congresso. Brava Mauri, è vero, Mauri di Trieste. Io l'ho vissuto come se fossi lì, solo che ero in ciabatte e canottiera bossiana sul mio divano. Io sono solo delusa perché la persona a cui ho fornito i manifesti dell'indiano parlando non mi ha neanche ringraziato. Orco, hai dato il manifesto dell'indiano a qualcuno? Non si fanno queste cose. Comunque lo ristampiamo, Raffaella, lo ristampiamo. Io l'ho detto a Molinari questa mattina, li ristampiamo. Stanno tornando di moda, anche perché sono sempre attuali. Era un'idea di Bossi. Ciao Sammy, ma possibile che ci siano in giro ancora i nostalgici? Un partito deve adeguarsi ai tempi per poter crescere. È assurdo pensare di isolarsi, ma quale peso potremmo avere in questo scenario politico? Certo, l'ho detto che bisogna aggiornarsi. Se
questa mi mette la TikToker. Lo so, senti, ognuno c'ha la sua adesso. Allora, i 5 Stelle con cui occhieggiamo anche sul fronte pacifismo, disarmo, eccetera, hanno la TikToker Rita De Crescenzo. Noi stiamo zitti però perché abbiamo, grazie a Vannacci, avremo la Lubamba. Che mi conosce molto bene, anzi probabilmente mi sta ascoltando, è già fuori che mi aspetta, che è venuta già un po' di anni fa qua da via Bellerio e che ha fatto arrabbiare tutti perché voleva andare a conoscere tutta via Bellerio no, non era stato un incontro felicissimo, diciamo che è molto entusiasta, ha fatto la tessera della Lega perché l'ha fatta Vannacci, quindi ognuno c'ha la sua. Rita De Crescenzo sta con Conte, la Lubamba sta con Vannacci e mica con Salvini, assolutamente. Ancora, e questa ci mette la foto di Bossi, il giuramento di Pontida. T'ho detto, ragazzi, e incarniamo nuovamente gli ideali della Lega, facendo piangere gli amici che sono andati con i Fratelli, o peggio ancora con Forza Italia. Mamma mia, che tristezza, ragazzi. Buongiorno. Vorrei che ci fosse una legge per gli affitti. Quando un inquilino non paga per più di 2 o 3 mesi, deve andare subito fuori. Si cerchi una casa dove paghi di meno, senza bisogno di sfratto o altre spese supplementari. Ho avuto un inquilino che non mi ha pagato per 6 anni e so cosa vuol dire. Alla fine gli hanno dato la casa popolare gratuita. Sarebbe ancora a mio carico, diversamente. Se c'è una legge così, chi deve affittare non avrà più paura di affittare e abbasseranno anche i prezzi. Buona giornata. Brava Pina da Monza, Brianza. Bravo Sammy Varin che te ne vai. Grazie per il gentile ascolto, grazie a Francesco in regia, ma è una minaccia. Domattina alle 7:30, ancora qui.